la Notte Nazionale del Liceo Classico e coinvolge più di 400 licei classici in tutta Italia. Nasce da un'idea di un docente del profondo sud di Acireale in provincia di Catania, docente di latino e greco, che ha voluto rilanciare l'offerta formativa dei licei classici in tutta Italia, offerta formativa e liceo che negli ultimi anni aveva avuto un calo nel numero delle iscrizioni. Allora l'idea del docente di Catania è appunto quella di rilanciare gli studi classici per far comprendere che in realtà le lingue di indirizzo, il latino e il greco, non sono delle lingue superate, delle lingue morte, ma su queste lingue si fonda in realtà il sapere anche contemporaneo, quindi il sapere dell'uomo. Quindi voi vedrete questa sera i nostri studenti in diverse arti espressive, creative, scientifiche, plastiche, quindi recitazione anche di brani proprio della cultura classica. Ma io dico che tutto questo esiste perché esiste la cultura, quindi non è altro rispetto alla cultura. La cultura è tutto ciò che ci attraversa e ci fa diventare anche creativi, così come sono gli studenti del liceo Virgilio. Una terra non coltivata è più fredda e ha l'aria più densa perché è ricca di boschi e non la penetrano i raggi del sole né vi soffiano i venti, e ha contemporaneamente acque correnti e confluenti. Quindi? Alice riflette un attimo. Quest'uomo del IV secolo a.C. aveva già intuito che la natura ha propri ritmi e quando l'uomo interviene per modificarli ne altera pericolosamente l'equilibrio. La tecnologia, la digitalizzazione, l'intelligenza artificiale oggi rappresenta tanto e rappresenterà sempre di più di come cambierà anche il modo, l'approccio ai consumi, alla produzione. Però io credo e sono convinto che più questo avverrà, e questo avverrà, più invece ci sarà bisogno di rimettere le radici nella cultura classica, nel nostro tempo, nella nostra storia, nella nostra identità, perché sempre più saremo chiamati ad adattarci a cambiamenti molto forti, e questo lo puoi fare solo se hai ben chiaro, se sei in grado di interpretare i cambiamenti. È un piacere quindi che queste manifestazioni nazionali rilancino fortemente una proposta culturale che deve allietare i nostri ragazzi, che deve allietare le famiglie, che deve ritornare ad essere interpretata non come volta al passato, ma davvero volta alla contemporaneità e al futuro. Se un carattere ha come radicale per esempio l'erba, molto probabilmente il significato del carattere sarà qualcosa relativo all'erba. La stessa cosa con il fuoco, l'acqua e tutte queste cose. Gli eventi si sono svolti nel nostro edificio del Liceo Virgilio di Mantova su 3 livelli: al piano terra, all'ammezzato e al primo piano. Al piano terra si sono svolti gli eventi coreutici e musicali. Poi al piano ammezzato, che è dedicato, ci sono gli eventi dedicati alla scienza, perché sono stati aperti e spiegati 2 musei importanti della scuola, che sono il Museo di Scienze Naturali e il Museo di Fisica. Al primo piano ci sono state 2 drammatizzazioni, una della commedia di Menandro, dalla commedia di Aristofane alla commedia di Menandro, di ragazzi di quinta di greco recitati in italiano, e poi ci sono stati dei giochi per avvicinare i ragazzi alla civiltà cinese, dei giochi anche di latino. Poi c'è stato un escape room. Mi sono lasciato scivolare giù dall'albero e ho scavato dove c'era il tesoro, e poi però ho visto che il vecchio tornava, ma lui non mi vede perché io sono un po' scantonato fuori strada. Le novità sono la datazione di parecchi strumenti che vengono retrodatati, quindi è aumentato il parco di strumenti che risalgono alla fine del Settecento, quindi molto importante. C'è di abbastanza interessante il fatto che abbiamo recuperato una scheggia, che di per sé sembra poco, di cristallo, che è servita ad Ardigò per fare un'esperienza sulla sensibilità dell'occhio, quindi più che altro come ragiona il nostro cervello, quindi è una cosa abbastanza particolare, e per questo
il liceo Virgilio è stato nominato in una ricerca pubblicata negli Stati Uniti. Sono diverso, io sono migliore. Le canzoni in fondo sono solo scatole, la gente si rifugia quando fuori piove.